tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia della Bocconi, che come tutti i venerdì è con noi e lo ringrazio anche per stamani. Grazie professore. Grazie professore. Stamattina, siccome tante volte ci hai parlato dell'economia e da una parte, l'economia reale, della finanza dall'altra, vorrei parlare di un argomento che ci permette di tornare su questo tema, includendo però anche il grandissimo peso politico del soggetto protagonista. Forse qualcuno di chi ci ascolta avrà saputo, naturalmente in settimana, che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha triplicato il suo patrimonio personale da 2 miliardi e 300 milioni di dollari a 6 miliardi e mezzo di dollari tra il 2024 e il 2026, cioè in pratica nel pieno del suo mandato, con il secondo mandato. Rubo qualche minuto per introdurre questa questione, professore, e poi ci ragioniamo sopra, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda le vacche. Non temete cose brutte, o meglio, cose strane, ma c'è una notizia che riguarda l'intelligenza artificiale e la sua applicazione ai bovini. Prima forse che agli umani, per quell'aspetto lì, ma ne parleremo dopo, professore, perché c'è un algoritmo molto interessante che si applica alle mandrie di bovini. Credo che poi si possa applicare anche alle mandrie di umani. Ci arriviamo per gradi, però. Torniamo a Trump. Tra le ragioni del suo arricchimento ci sono le sue attività commerciali nel settore delle cosiddette criptovalute. Le criptovalute sono valute determinate da catene di trasformazione del tutto algoritmica, comunque sono valute non esistenti nella realtà, sono formulate secondo la catena del blockchain, sono valute virtuali che sarebbero state il male assoluto per Trump nel 2021, adesso sono state per lui il bene assoluto perché ci ha guadagnato un sacco di soldi. Secondo il Wall Street Journal, il guadagno straordinario del presidente Trump grazie alle criptovalute è stato di 1 miliardo di dollari nell'ultimo anno, 550 milioni dalla startup World Liberty Financial, che è stata cofondata nel settembre 24 dai figli di Trump e dal figlio dell'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff. I documenti parlano anche di 635 milioni di royalties ricevute in base a un accordo di licenza relativo alle meme coin Trump. Cosa sono le meme coin? La moneta meme o meme coin è una tipologia di criptovaluta sempre, nasce però dai meme di internet, cioè dalle vignette umoristiche che circolano su internet. Cioè stiamo parlando, professore, sia in tema di criptovalute che a maggior ragione di meme coin, di cose che non esistono, non sono monete, non sono cose esistenti, sono cose totalmente virtuali, che però generano e hanno generato per Trump, e non solo per lui ovviamente, ma in questo caso è lui che li ha emessi, questi meme coin Trump, un sacco di soldi. Trump non è l'unico membro della famiglia ad aver creato queste meme coin, anche la First Lady Melania ha lanciato la sua criptovaluta. Simbolo del dollaro Trump, simbolo del dollaro Melania è il nome di queste meme coin, che a differenza delle criptovalute comuni, mutano il loro valore, cioè il valore di queste meme coin varia sulla base del supporto degli utenti dei social media e delle comunità online. I meme coin avrebbero un valore che nei soli Stati Uniti sfiora i 4 miliardi di dollari, il dato è vecchiotto, è del 2023, però in crescita del 50% ogni anno, anno su anno. Trump all'inizio era contrario a queste criptovalute nel loro complesso, nel 2021 le descriveva come una truffa che minacciava la solidità del dollaro. Ora ha adottato politiche per fare invece degli Stati Uniti la capitale cripto di tutto il mondo. Naturalmente gli investitori che hanno comprato queste meme coin o le criptovalute trampiane ci hanno perso un sacco di soldi, ci ha guadagnato solo lui. Questo è un altro dato che viene fuori da una piccola rassegna stampa che vorrei fare adesso, rubo ancora un paio di minuti, poi ti lascio subito la parola, perché negli Stati Uniti, dopo l'uscita di questi dati, si è discusso appunto sull'arricchimento del presidente, che per 2/3 viene da queste speculazioni nelle criptovalute, che è un vecchio principio: chi le emette ci guadagna, chi le compra, gonzo, deficiente o cretino che sia, o che si creda intelligente, ci perde, no? Questo è l'aspetto su cui battono i media. Il New York Times ha titolato in apertura: le criptovalute
sono una miniera d'oro per Donald Trump, anche se molti investitori ci perdono un sacco. Il presidente e la sua famiglia hanno guadagnato molti soldi da un meme coin lanciato poco prima del suo ritorno alla Casa Bianca. È stato un cattivo affare per centinaia di migliaia di investitori, che su Watcher Post Giampiero Gramaglia definisce i gonzi che gli hanno creduto e hanno comprato questi meme coin. Il New York Times affronta poi in diversi articoli il tema del conflitto di interessi di cui tutti parlano ma di cui nessuno si occupa. Gli interessi finanziari della famiglia Trump si intrecciano con le scelte dell'amministrazione Trump. Scrive il Washington Post: la ricchezza di Trump è cresciuta a un ritmo senza confronti con quella di alcun presidente dell'era moderna e neppure con quella di Trump al suo primo mandato, quando i suoi proventi venivano soprattutto dall'immobiliare, che comunque continua a fruttargli gran soldi. Gran parte dei suoi guadagni, scrive il Washington Post, viene dalle criptovalute, dalla loro regolamentazione, che dipende proprio da lui. Ecco qui il primo dei conflitti di interesse. Scrive il Wall Street Journal, poi ti lascio subito la parola, ma la rassegna stampa è interessante, credo, ci può fornire qualche spunto. Il Wall Street Journal scrive: Trump guadagna 1 miliardo con le criptovalute mentre i suoi fan ci perdono una fortuna. Circa i 2/3 di quanti hanno investito nei meme coin del presidente sono oggi in rosso. Il meccanismo è semplice: tu sei già stato eletto, stai per diventare presidente degli Stati Uniti, lanci un meme coin, una criptovaluta basata sul meme tua, dici che vale 100 e assicuri che con te presidente arriverà l'età dell'oro delle criptovalute, perché allenterai le regolamentazioni e ne farai addirittura delle criptovalute parte delle riserve nazionali statunitensi. Quindi la gente corre a comprarlo perché ti crede, perché tu sei il presidente, perché ti ammira o per compiacerti in funzione dei favori che farai o protesti fare. Poi le cose vanno diversamente, crolla la tua popolarità, il meme coin sprofonda, vali 10 volte meno, ma tu ormai hai incassato, come abbiamo visto. Secondo CNN, l'intreccio tra politica e business è stato un grosso affare per Trump e la TV si interroga se il presidente pagherà un prezzo politico per questo suo arricchimento. Lui, il presidente Trump, dal canto suo, invece non capisce che c'è un problema. Per lui semplicemente ha detto essere ricco e arricchirsi è un motivo d'orgoglio. Chiudo perché sono degne di nota anche le parole del presidente Trump più in generale, non solo su questa questione delle sue criptovalute, perché inaugurando la Biblioteca Nazionale in Nord Dakota, inaugurata e intitolata al presidente Roosevelt, Donald Trump ha detto tra le altre cose che i negoziati con l'Iran vanno benissimo, che i prezzi della benzina torneranno a essere quelli di prima della gita in Iran, non ha detto guerra, ha detto proprio gita in Iran, che l'America non è mai stata così forte, che gli alleati della NATO si sono comportati male ma impareranno in vista del vertice NATO in Turchia, e la minaccia più forte l'ha formulata quando ha detto che il prossimo sabato, domani 4 luglio, 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, ci saranno 40 gradi e oltre a Washington. Farà un caldo terribile, ma lui farà un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Perdonami, professore, ho fatto una rassegnetta stampa un po' lunga, ma credo che ci sia ampia materiale su cui riflettere. Che ne dici? Ma insomma, ne abbiamo parlato tante volte di questa roba qua che diventa ormai esacerbante. Allora, credo che la storiella che riassume molto questa situazione, due considerazioni. Warren Buffett, che è stato un grande investitore, molto legato all'economia reale, no? Quindi il suo fondo era molto legato all'economia reale, no? Aveva società come Heinz, quella che fa la tomato ketchup, eccetera. Diceva ci sono 3 modi per rovinarsi: ci sono le donne, ci sono i soldi, il gioco e la finanza. Ma certamente il peggiore di tutti, col quale ci si può rovinare, è la finanza. E la descrizione della finanza può essere raccontata con 2 storielle che tutti conoscono. Una è quella di Pinocchio, che incontra il gatto e la volpe e che gli dicono di mettere per terra le monete d'oro, perché così crescerà un albero e darà tanti frutti e questi frutti saranno tante monete d'oro. E quindi
l'altra, Pinocchio ci crede, sotterra la moneta d'oro perché gliel'hanno detto il gatto e la volpe, perché lui ha indosso un'avidità infinita che non è colmabile e che comunque va contro qualsiasi spiegazione razionale, contro qualsiasi logica, contro qualsiasi diciamo dimostrazione dei fatti. L'altra è Remida che chiede al Dio di dargli la possibilità di trasformare tutto quello che tocca in oro. Quindi lui a un certo punto trasforma rapidamente in oro tutto quello che tocca, ma così trasforma in oro anche l'acqua, trasforma in oro anche il pane, trasforma in oro tutto ciò che è commestibile e muore, se non che all'ultimo minuto lui ritorna a chiedere al Dio di ritornare come era prima senza avere quella proprietà. Quindi la finanza oggi è esattamente questa. L'economia reale è frutto di fatica, di lavoro, di tempo, di ingegnosità. La finanza è qualcosa che è stato creato in modo diabolico. Abbiamo avuto più volte modo di dire queste cose e quindi la finanza, quella che è oggi, è una costruzione razionale, costruita in modo tra virgolette mirato e criminale da parte di coloro che ne detengono il potere. E questo è stato a partire dal 90, il primo premio Nobel alla finanza, e tutti i premi Nobel sono stati dati non all'economia formale, ma nella sostanza tutti alla finanza, perché l'obiettivo era quello di creare della finanza una verità incontrovertibile. Quindi la finanza doveva essere trasformata in una verità incontrovertibile e questo è diciamo nell'essenza del premio Nobel di Lucas nel 1994, che dice i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione della ricchezza. E la dimostrazione più evidente oggi sono i bitcoin, che non è Sì. assolutamente vero. E a parità di informazioni gli operatori decidono allo stesso modo. A parità di informazioni non esiste, perché la concorrenza perfetta è una finzione, non è la verità. E decidere allo stesso modo implica di fatto la negazione del libero arbitrio. La finanza, abbiamo avuto modo più di parlare, oggi si parla di finanza e non si parla di economia, non si parla di economia reale. Che cosa è stato? Questo progetto, diciamo, messo in piedi in modo estremamente preveggente dal barone di Rothschild nel 1840, quando diceva: noi arriveremo a occupare le banche centrali dei vari paesi. Ovviamente al tempo era presente l'Occidente, la Cina non c'era, il Giappone non c'era, quindi nel 1848 eravamo a ridosso dei tempi di Napoleone, a ridosso quindi c'era la Gran Bretagna, c'era la Prussia, c'era la Francia, eccetera, e il barone di Rothschild diceva: noi occuperemo le banche centrali e con le banche centrali governeremo il mondo. E questo è esattamente quello che si è verificato oggi. Quella finanza ha in mano il mondo occidentale e può fare quello che vuole con il mondo occidentale, cioè minacciarlo. Noi Italia con 3.200 miliardi di debito che ci hanno fatto arrivare, purtroppo grazie alla stupidità grossolana di chi ci ha governato per tanti anni, è sufficiente che la finanza decida un giorno di abbattere il tuo rating, di abbattere il tuo spread, vendendo allo scoperto una quantità infinita di titoli di Stato italiani, facendo crollare lo spread, facendo aumentare lo spread, come è successo nel 2011, Sì. che è stata tutta una manovra finanziaria. E Trump, a suo modo, è un puppet, come si dice negli Stati Uniti, cioè è un pupazzo, d'accordo? Nelle mani del deep state, che rappresenta la finanza, che presenta le armi, la guerra, insomma, sostanzialmente, e Trump è un soggetto che fa quello che gli dicono e soprattutto
chi lo comanda sa perfettamente che basta fargli guadagnare dei soldi, che lui fa quello che gli dicono. Vorrei ricordare un altro fatto di una politica che non è più politica, ma è un'occupazione finanziaria del potere. E gli Stati Uniti hanno fatto un accordo col Kazakistan, no? Per lo sviluppo delle terre rare, e hanno costituito una società col Kazakistan per lo sviluppo delle terre rare, e immediatamente sia Witkoff che i figli di Trump sono entrati con il 30% in questa società creata in Kazakistan. Allora è chiaro che qui non stiamo più parlando di politica, stiamo parlando di un'occupazione sistematica del potere attraverso l'appropriazione di beni reali, attraverso l'appropriazione. Ora la finanza nelle mani, prendiamo solo i tre grandi fondi che sono BlackRock, Sì. Vanguard, solo questi tre hanno decine di migliaia di miliardi. Di quanto valgono questi fondi? Questi fondi hanno un'occupazione del potere, perché se questi vogliono far saltare l'Italia ci mettono 2 giorni. Quindi questa sottomissione a zerbino che noi abbiamo nei confronti degli Stati Uniti, che non era possibile con Craxi e Andreotti, perché c'era il muro di Berlino, c'era il rischio che l'Italia andasse a finire nel patto di Varsavia, e soprattutto non c'era la finanza nel 1985, quando ci fu Sigonella e ci fu l'alzata degli scudi da parte di Craxi ed Andreotti di fronte a Reagan, e loro la pagarono con Tangentopoli, il quale Craxi fu buttato fuori in Tunisia e Andreotti ebbe una serie di processi dai quali venne fuori indenne, ma di fatto venne buttato fuori dal sistema politico. I due soggetti, Craxi e Andreotti, pagarono con la loro storia e l'evidenza della loro storia il potere della finanza. Questo avvenne immediatamente alla caduta del muro di Berlino nell'89, e nel 90-91 si compiò Tangentopoli. Quindi Trump è un soggetto, tra virgolette, privo di qualsiasi scrupolo, ed è l'espressione di un sistema che è moralmente crollato. Quindi quando lui dice gli Stati Uniti, anche la NATO, l'abbiamo detto anche l'altra volta, la NATO ha cessato di esistere nell'89, quando è caduto il muro di Berlino, e quindi è diventata semplicemente uno strumento di potere in mano agli Stati Uniti per dominare e sconfiggere l'Europa, che si è sempre sottomessa in modo vergognoso. Direi che il modo più evidente è la Ursula von der Leyen, che con Biden ha fatto tutto quello che gli diceva Biden, tutto, infinitamente tutto, e con Trump infinitamente tutto, e noi qui con questa cogliona 3 volte con i punti esclamativi, noi continuiamo a farci del male, perché noi continuiamo a sanzionare la Russia, continuiamo a sanzionare l'Iran, continuiamo a sanzionare noi stessi, perché il vero problema è che l'energia noi non ce l'abbiamo, ma ce l'ha la Russia. Noi continuiamo a farci del male, invece di trovare a proporre un armistizio su questa guerra promossa nel lontano nel 2014, 2013, 2014, con un'operazione da parte degli Stati Uniti messa in piedi da Victoria Nuland, che era il braccio armato di Obama, per mettere in difficoltà il Donbass e sostanzialmente spingere i filorussi a chiedere a Trump di intervenire. È quello che è puntualmente verificato. Quindi se noi uscissimo dalla NATO, se Trump uscisse dalla NATO, io ti direi firmo domani mattina, insomma, no? E quindi anche tutta questa storia delle basi, ma cosa ci servono le basi americane? Ora, che cosa servono le basi? A difenderci da chi? A difenderci da Putin? Ma Putin non pensa minimamente a noi. A difenderci da chi? Dalla Cina? Cioè noi abbiamo una situazione di assoluta direi stupidità, in un certo senso, perché lo stupido è la persona più pericolosa al mondo, no? Come diceva Cipolla, perché lo stupido non è mai prevedibile, tu non sai mai quello che fa lo stupido di fronte a una situazione. E questi qua dell'Unione Europea dimostrano di essere delle perfette persone in mano, ubbidienti e servizievoli a potere più forti. E questa è la realtà. Noi dobbiamo prendere atto che se vogliamo
eliminare, dobbiamo porci una regola di opposizione alle azioni di Trump. Vuole sanzionarci e che ci sanzioni. Noi gli venderemo 3.000 miliardi di titoli di Stato americano che abbiamo in pancia. E quindi voglio vedere che cosa fa e che lo faccia, perché altrimenti noi continuiamo a subire infinitamente una situazione deplorevole di ricatto, è una situazione ricattatoria, perché questo qua della politica se ne fotte altamente. E la storia dell'Iran, anche qui vorrei dire, l'Iran è sostanzialmente questo accordo che lui definisce una vittoria, è stato, a mio parere, volutamente sostenuto dal potere che controlla Trump, perché andando a vedere i sondaggi d'opinione, Trump era in perenne caduta e quindi arrivare a novembre e perdere le elezioni di novembre avrebbe significato, anziché avere un presidente che governa e può decidere, un'anitra zoppa. Sì. E quindi si è pagato il prezzo di avere una, tra virgolette, accordo con l'Iran che può essere messo in ballo in qualsiasi posizione, in qualsiasi momento. Quindi un domani che lui ritorna ad avere un po' popolarità, chi vieta a quelli che lo comandano di obbligarlo a ribombardare l'Iran. Questa è la verità dei fatti. Noi siamo in mano soggetti e questo diciamo è un passaggio che la gente dovrebbe capire. Allora, vuoi sanzionare, vuoi uscire dalla trappola mortale, dalla garrota che ti sta stritolando, sta garrotando lentamente, cominci a mettere delle regole in cui dici: signori, i bitcoin non si fanno più, le vendite allo scoperto non si fanno più, i fondi finanziari che investono strappando, perché alla fine il fondo finanziario entra in un sistema e ti soffoca lentamente, sono presenti in tutte le aziende italiane quotate in borsa. Questa è la realtà dei fatti. E il fatto che gli Stati Uniti non siano mai stati bene così come adesso è una menzogna ipocrita, perché gli Stati Uniti hanno un debito di 40.000 miliardi, 1.300 miliardi di interessi sul debito e continuano, attenzione, perché i titoli di Stato americani sono sempre meno in mano a stranieri, mentre prima erano del 45%, adesso sono del 32% in mano a interessi fuori dagli Stati Uniti, il che pone un problema molto forte, perché loro continuano a stampare moneta, continuano a stampare una moneta che non vale nulla, continuano a emettere dei buoni del tesoro che sempre meno trovano una collocazione sul mercato. E a un certo punto questo gli si rivolgerà contro. Quindi gli Stati Uniti sono in una situazione di collasso non solo finanziario, che sta andando avanti, ma democratico. Cioè tu non vuoi avere un presidente che sanziona o mette in galera o fa o butta fuori dal mercato persone che sono contro di te, persone che parlano, che non dico che parlano male di te, che danno delle opinioni diverse dalla tua o contrastanti dalla tua. Insomma, questa situazione noi siamo stati dipendenti, seguiti dalla Ursula von der Leyen, abbiamo seguito Ursula von der Leyen, una dipendenza. Allora vorrei dire questo qua, no? Sì. Che la Meloni è una donna intelligente, no? E se fosse stato possibile avrebbe dovuto andare a scuola di diplomazia internazionale da Andreotti e Craxi. Andreotti con Trump non avrebbe mai accettato una situazione, fra virgolette, amicizia obliqua, no? Quindi il problema vero che noi abbiamo oggi in questo paese, ed è curioso, vorrei sottolineare questo fatto, che in una situazione di instabilità finanziaria, perché questa è la realtà, in una situazione in cui stiamo vedendo, come ne abbiamo parlato l'altra volta, un risico bancario avviato di fatto sotto la sponsorizzazione di Palazzo Chigi, di Monte dei Paschi e via l'acquisizione dell'altra banca, del Salotto Buono, no? di Milano, adesso ti trovi in una situazione in cui Intesa San Paolo sta facendo
una sorta, ha fatto un'offerta formale, no? Quindi in questa situazione dove tutto questo attacco fatto al Monte Paschi e da parte del palazzinaro romano, di fatto è stata appoggiata, ma si risolve in una situazione finanziariamente disastrosa, non si riesce a capire perché c'è l'Unipol in attacco al Monte Paschi, c'è Banca Intesa in attacco al Monte Paschi, il risico che non si sa dove finire e guarda caso l'organo che dovrebbe controllare il mercato finanziario, che dovrebbe sanzionare, che è la Consob, che colpevolmente non hanno ancora trovato uno da mettere come presidente. Perché? Perché tra quelli che sono vicini a loro non ce n'è nemmeno uno che ha le competenze per farlo. Questa è la drammatica realtà. E il vero problema della Meloni, che è una donna intelligente e che io stimo per quello che fa, è quella di essersi diciamo volutamente, forse non poteva fare altro, essere circondata da figure di basso spessore, cioè quando tu vuoi mandare un ginecologo alla Corte dei Conti, che è un organo di contabilità, evidentemente trascendi qualsiasi senso, no? Quindi il problema diventa che quando tu sei in una situazione delicata come questa, finanziaria, economica, occupazionale, devi avere delle persone che sappiano decidere. Il grande Morgan, che è stato un grandissimo banchiere americano, quando gli chiedevano quali fossero le fonti del suo successo, lui rispondeva che erano quelle di essersi circondato da persone migliori di lui, più competenti di lui. E qui è esattamente il contrario, cioè tu ti circondi di persone sempre meno competenti di te. E questo crea un grande problema, insomma, no? E Trump è l'espressione evidente di come la politica sia finita da un punto di vista Professore, democratico. Non esiste democrazia negli Stati Uniti. Hai fatto un excursus molto interessante, direi propriamente a 360 gradi. Io però volevo chiudere, visto che sono le 10:58, tornando alle vacche e all'intelligenza artificiale. Parlo di intelligenza artificiale, ne ha parlato da ultimo proprio in queste ore anche il governatore della Banca d'Italia, Panetta, che ha detto le solite cose, che bisogna investire nell'intelligenza artificiale con una finanza adeguata, paziente, con capitali di rischio per questo settore. Non partiamo da zero, bisogna mobilitare i capitali affinché l'intelligenza artificiale sia una leva di sviluppo. Ecco, a proposito di intelligenza artificiale e di cose reali, mi ha molto colpito un'altra notizia, quella di una impresa, di un'azienda neozelandese dell'agricoltura, un'azienda agricola, Halter si chiama, che ha inventato un algoritmo nel quale ha investito un sacco di soldi anche Peter Thiel, colui che è astrologa di Anticristo e che ha fondato PayPal e Palantir, una delle aziende più in pista, diciamo, sul fronte delle novità, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, anche come filosofia di controllo globale. Comunque, questa azienda neozelandese ha inventato il Cowgorithm, cioè un algoritmo che serve a monitorare, guidare e gestire le mandrie di bestiame senza pastori, senza cani, senza confini, senza sostanzialmente recinti. Praticamente abbatti tutti i costi di produzione nel settore dell'allevamento degli animali e un sistema, un collare guidato dall'intelligenza artificiale governa le mandrie al posto dei cani da pastore, al posto dei pastori, al posto anche dei confini. Nessun recinto fisico, risposte rapide, perché anche i bovini vengono poi in una settimana addestrati a riconoscere i segnali che gli manda il collare. In 4-7 giorni diventano capaci quindi di muoversi come vuole il pastore, che guida tutto da remoto con un computer, con uno smartphone. Si monitora anche la salute delle bestie, quindi si ottimizza il consumo dell'erba, si monitorano i parametri di digestione, pascolo, fertilità, cicli di riproduzione. Insomma, io te la faccio corta. Questa roba qui io la vedo già applicata al bestiame umano. Tu come la vedi, professore? Abbiamo un minuto, però magari lo riprendiamo sto tema. È una scommessa, perché è una scommessa. Se tu hai migliaia di bovini, innanzitutto comincia ad addestrare per 4-5 giorni
ogni bovino. Se sono 4.000, quanti giorni sono necessari per addestrare i bovini? E una volta che sono addestrati poi hanno dei tempi di vita, quindi potrebbe anche essere una soluzione, potrebbe essere, è difficile dire una cosa di questo genere, però ovviamente andrebbe provata su gruppi di bovini limitati, quindi non su mandrie sterminate. Dovrebbero fare delle sperimentazioni su gruppi di 50, 100 bovini massimo. Le stanno facendo, e questa azienda neozelandese ha già guadagnato un sacco di soldi, è già quotata 2 miliardi, 2 unicorni vale questa azienda. È così, cioè tu e ritorniamo al discorso di prima, la finanza ha bisogno continuamente di nuove notizie per poter cavalcare. Ora, quelli che hanno comprato i titoli come quella di Elon Musk, la gente che ha comprato i titoli dell'azienda quotata di Elon Musk, dell'andamento di quell'azienda lì e dell'andamento dell'azienda neozelandese, probabilmente non gliene frega assolutamente nulla. Quella che pensano è: io adesso investo su questa perché poi ci faccio sopra lo zucchero filato, fra 10 giorni rivendo il titolo a un prezzo più alto, poi vado a trovare un altro cavallo che corre e investirò su quello. La finanza funziona così, allora, sul professore, tempo, non sul lungo tempo. Dobbiamo salutarci per questioni di tempo. Ma riprenderemo magari questo argomento. Intanto, dal collare con l'intelligenza artificiale dei bovini, io ci vedo subito quello per gli umani. Il prossimo è quello che ci metteranno al collo a noi. Comunque, grazie al professor Fabrizio Pezzani, grazie a tutti, siamo già in ritardo. Buona fine di settimana. Un abbraccio, professore. Grazie a voi tutti.